Amici bellini, buon martedì per voi. Se invece tu sei capitato su questo canale e sei nuovo, io sono Valerio Fluido da New York e faccio analisi tattiche, faccio le reaction e ti devo fare questa piccola premessa. Gli amici bellini già lo sanno, ma questa canzone non nasce in conseguenza della Supercoppa, della sconfitta della Supercoppa. L'idea che questi giocatori sono fragili mentalmente viene da lontano. Quindi questo non vuole essere un attacco alla squadra, ai giocatori, all'allenatore o alla società, è semplicemente un modo anche per stemperare, perché è un gioco e ci dobbiamo divertire. Io mi diverto anche facendo musica, quindi spero possiate apprezzare il mio sforzo artistico, e alcune cose che dico sono anche semplicemente per fare la rima. Questa è una regola della musica, quindi divertitevi con Fragili mentalmente, fate balletti, ritaggatemi, fate girare questa cosa, perché io mi sono divertito e spero vi divertiate anche voi. È letteralmente immarcabile. Se la vede da tutti. Fragili mentalmente, sono 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 fragili mentalmente. Ospina di mattina, Meret e Virtù, Di Lorenzo, mo ci penso, Yussai non sia mai, Malquit e chi l'ha visto, Mario Rui è sempre lui, Kulamu, in realtà lui organizza le giveaway su Instagram. Sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente. Manolas, non direi, K2 colpe non sue, Rachmani pensa al domani, Maximovic, ma io non ci capito il contratto, non ho contratto, ma vuoi firmare, ti vuoi impegnare, ma io non sto capendo che ma in Europa League, in Champions League, cosa si? Sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente. Diego Temme, aiutaci tu, Fabian, Mammi Santan, Bakayoko, basta Kayoko, Zielinski quando cincischi, Popotta, Ciampotta, Elmas credo sia un argomento a parte, penso che lo metterò tra quei giocatori che sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente. Llorente nulla facente, al capitano serve una mano, Napolitano o meglio Lozano, Osimhen chi le coglione, e Petagna che è Petagnone, o Cecchino che io tanto ammiro, mentre Milik è l'esempio per antonomasia di quelli che sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragile mentalmente, tu sei fragile mentalmente, siete fragili mentalmente, siamo fragili mentalmente, sono fragili. Amore? Ma perché Gattuso ha messo il 4-2-3-1? Ma vincevamo con il 4-3-3. Ah no? E allora anche lui è fragile mentalmente? Io lo sento alluccare fino a New York. Gesù Gesù. I rumori. Ah, poi c'è Nikita Contini di cui si dice un gran bene. E questo è, ragazzi, è un po' di riflessioni, un misto tra riflessioni personali, frasi dette per sentito dire, un pochino di quello che succede nell'ambiente Napoli, alcuni giornalisti che dicono cose a caso perché è la verità, e un pochino di opinioni personali, un po' una raccolta anche di stereotipi che si dicono, eccetera, eccetera. Dobbiamo noi stare vicino a questa squadra, soprattutto quelli che ce la mettono tutta. Mi rivolgo al capitano che adesso verrà sicuramente attaccato su tutti i fronti. L'approfondimento tattico della partita della Supercoppa sarà online tra un'ora. Io sono sempre Valerio Fluido, grazie per aver ascoltato la canzone, grazie per il supporto di quelli che hanno donato anche via PayPal. Tutto il supporto è andato praticamente a finanziare questa canzone. Ci sono delle spese ovviamente che bisogna fare. La canzone
sarà a brevissimo, lo saprete su questi canali, pubblicata sui vari Spotify, Apple Music, Amazon e tutte le cose belline. E troverete anche un po' di merchandise se vi fate un giro sul mio sito fluido.net o valeriofluido.hoplix.com. troverete anche un po' di merchandise. Fragili mentalmente sono loro, ma siamo anche noi. Io sono fragile mentalmente. Fate partire la condivisione, non vi chiedo mai nulla. Questa è una cosa che mi fa piacere condividere, perché io di mio amo il calcio, ma sono musicista, quindi ci tengo moltissimo. Condividete a palla, a cannone, a pallettoni, fatevi selfie, fatevi video, voglio vedere il balletto. Qual è il balletto di Siamo Fragili Mentalmente? Mettetevi un paio di occhiali belli, no? Così fate dei balletti pazzeschi, che facciamo un contest e retweeterò i migliori balletti possibili e immaginabili. Divertiamoci, perché se la squadra non ci dà soddisfazioni, non ci dà trofei, almeno divertiamoci tra di noi, che stiamo così, non ci abbiamo molto altro da fare, lockdown eccetera eccetera. Io non posso suonare dal vivo, quindi lo faccio per voi. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Tra un'ora, con l'approfondimento tattico, non ci fermiamo, facciamo analisi. Stavolta ho delle cose da dire a Gattuso.